Buon pomeriggio dal telegiornale di Tele4. Violento incendio in un appartamento al Civico 79 di Viale D'Annunzio. Questa mattina la padrona di casa, una 77enne triestina, è morta. Completamente evacuato il palazzo, 6 condomini trasferiti a Catinara per intossicazione da fumo. Tutti gli altri sono stati trattati in strada sotto la pensilina dell'autobus, dove i sanitari del 118 hanno approntato una sorta di triage d'emergenza. Ma ci racconta tutto Marco Stabile. Siamo qua, come vede, come vermi, nudi ancora un poco. E la signora del quinto piano purtroppo non c'è più. La voce scossa di una vicina di casa raccolta in diretta ai nostri microfoni poco dopo che si era diffusa la triste notizia. Il violento incendio divampato in quell'appartamento al quinto piano del Civico 79 di Viale D'Annunzio, all'altezza di Piazza Foraggi, ha tolto la vita alla padrona di casa. Dunque il racconto, testimonianza per testimonianza, dei soccorsi ai condomini che stamani, poco dopo le 8, hanno dovuto lasciare di corsa le proprie abitazioni. Il fumo è entrato anche nell'appartamento vicino, anche parzialmente le fiamme, con una signora che ha dato per prima l'allarme scendendo in strada con il proprio cane, lasciando sul posto 2 gatti. Ho vissuto un risveglio da panico perché mia mamma mi ha chiamato alle 8 dicendomi che c'era il fuoco in casa. Quindi mi sono vestita, sono venuta di corsa qui e l'ho trovata in strada con il cane. Lei è uscita al volo col suo cane? Col cagnetto, e i 2 gatti sono rimasti a casa però. Mi ha detto che ha visto del fumo in soggiorno, ha aperto la finestra, ha visto del fumo nero che usciva dalla finestra della vicina. Quello che doveva succedere purtroppo è successo. Mi dispiace tantissimo per la mia vicina. L'intero condominio evacuato, con le persone che sono scese in strada di corsa in pigiama e ciabatte, in particolare una giovane mamma con una bimba di meno di 2 anni che ha fatto scudo con il suo corpo alla piccola sino all'intervento dei sanitari per evitarle le inalazioni di fumo. Poi qui, proprio alla fermata dell'autobus di Viale D'Annunzio, è stato approntato un triage mobile, un pronto soccorso mobile da parte del 118, intervenuto con 2 ambulanze e un'automedica, 6 persone all'ospedale, le altre sono state trattate qui proprio con l'attivazione del protocollo di emergenza straordinaria in caso di incidente rilevante. Una signora che piange, ovvio, perché insomma grande paura, rischio anche di perdere tutto, perché ci sono gli averi di una vita in ballo. L'operatrice del 118 che ovviamente cerca di confortare. Mi abito qua, allora sono scappata subito a vedere come stava mia figlia, quando che ho saputo che era una morta, guardi. Sono proprio terrorizzata, mi scusi. Sarà la magistratura e la squadra scientifica che sta intervenendo proprio in questo momento in diretta mentre vi parliamo a fare tutti gli accertamenti sul fascicolo in materia che è stato aperto alla Procura di Trieste. E ora il punto sull'incendio di Viale D'Annunzio con il caposquadra dei Vigili del Fuoco che ha diretto le operazioni di spegnimento, l'ispettore Giovanni Minopoli. Allora, abbiamo avuto una chiamata per un incendio appartamento qui a Via D'Annunzio 79, dove un appartamento al quinto piano è andato in fiamme. La squadra è intervenuta dopo le prime operazioni di spegnimento. Insomma, penso che la notizia già è stata divulgata, è stato trovato il cadavere di una persona carbonizzata all'interno della stanza da letto. Insomma. Sono stati evacuati tutti i condomini, c'era anche una mamma con un bambino che ha protetto il proprio bambino con il proprio corpo in attesa dei soccorsi. Sono stato evacuato tutto lo stabile e insomma pian piano, facendo una verifica della salubrità degli ambienti, stiamo facendo anche rientrare le famiglie negli appartamenti. Faccio immaginabile che sia un incendio, diciamo, non colposo. Su questo non possiamo ancora avere informazioni esatte, visto che insomma, bisogna prima fare chiaramente delle indagini, non sappiamo come sia scoppiato l'incendio e da dove è partito, da dove sono partite le fiamme.
Non lo sappiamo, al momento stiamo aspettando che arrivi anche la scientifica sul posto, quindi non abbiamo alterato lo stato dei luoghi, poi successivamente anche la nostra squadra investigativa farà delle indagini più accurate per sapere poi la natura dell'incendio, come è scaturito l'incendio. Le fiamme ci sono state, poi l'appartamento insomma si satura di fumi, l'ossigeno, l'aria viene a mancare e poi insomma il problema principale sono i fumi caldi, poi le fiamme insomma, come se covasse, però insomma c'è stato l'incendio. Con molta probabilità, come avviene spesso in questi casi, la persona è deceduta a causa dell'inalazione di monossido, questa potrebbe essere proprio la causa più che le fiamme in sé. In questo caso non possiamo sapere se il decesso è dovuto dall'intossicazione dei fumi o dalle fiamme, questo non sappiamo dire. Voltiamo pagina. In 300 hanno sfilato oggi per le vie di Trieste nella giornata dello sciopero generale contro la guerra e i rincari. Vediamo il servizio di Gianluca Palladini. È sbucato dalla galleria di Piazza Goldoni il serpentone, il corteo che invade le vie del centro di Trieste. Sciopero generale promosso dall'Unione Sindacale di Base. Centinaia di persone che stanno marciando per le vie della città contro le politiche del riarmo, contro la guerra, contro ogni guerra, contro il rincaro dei prezzi. Marcia il corteo a Trieste. Cori a sostegno della Palestina e contro il governo di Israele e quello italiano, lavoratori e lavoratrici contro la guerra perché la guerra è contro di noi, l'antifascismo non si arresta, sono solo alcuni degli striscioni portati da chi ha aderito all'iniziativa, e poi bandiere della Palestina e della pace insieme a quelle dell'USB, la sigla sindacale. Sono circa 300 i manifestanti che si sono calati in città nella giornata dello sciopero generale che coinvolge i settori dei trasporti, della scuola, della sanità e dei servizi. Il governo Meloni è complice dell'economia di guerra, del rapporto diplomatico e commerciale con Israele ed è suddito degli Stati Uniti che oggi hanno prodotto un'aggressione in Medio Oriente colpendo pesantemente, noi indirettamente, con l'economia di guerra. Una guerra è un'economia di guerra che entra direttamente nelle nostre tasche. Basti pensare al caro vita, alla benzina che è aumentata del 30%, ai beni alimentari che sono saliti del 25%, alle bollette più 16% e agli affitti più 7%. Questa è una responsabilità diretta di questo governo che ci sta trascinando dentro tutto quello che noi respingiamo completamente. Vogliamo un'economia civile, un'economia che pensi alla sanità, alla scuola, al welfare per gli anziani, all'aumento delle pensioni e di salari che oggi sono rimasti fermi al palo. Partenza dal Colle di San Giusto, poi il serpentone si è snodato per Piazza Goldoni, via Carducci, via Ghega, via Roma, Corso Italia, Piazza della Borsa, con arrivo in Mola Audace. A scortare il corteo le forze dell'ordine, mentre la polizia locale gestiva il traffico, che ha subito importanti deviazioni con la viabilità di parte del centro cittadino paralizzata fino al termine dello sfilamento. E ci collegheremo fra poco per sapere com'è andata dal punto di vista proprio del traffico in città la mattinata, anche in considerazione insomma, del corteo di cui vi abbiamo appena parlato. Prima però un'altra notizia: c'è stato un avvicendamento al vertice del nucleo operativo e radiomobile dei Carabinieri di via Ermet. Oggi si è insediato il tenente Pierpaolo Oddo, 25enne, originario di Erice, assunto come primo incarico dopo gli studi quello di comandante di plotone presso la scuola marescialli e brigadieri di Firenze. Successivamente è stato impiegato in una missione internazionale in Kuwait. Il nuovo comandante assume quindi la guida del nucleo operativo e radiomobile con l'obiettivo di proseguire e intensificare l'attività di prevenzione e repressione dei reati. Contrastare violenze e bullismo giovanile, questo è l'obiettivo del progetto Oltre la paura. L'ultimo incontro domani alle 17:45 alla palestra Audace. Allora possiamo vedere il nostro servizio, non vedo ancora pronto appunto il servizio di Marco Stabile, eccolo qui, ve lo proponiamo.
Parliamo molto spesso nei nostri telegiornali di bullismo, di violenza giovanile, insomma di fenomeni che riguardano i nostri giovani. C'è un progetto battezzato Oltre la paura di cui ci parla Emiliano Claccia, responsabile della palestra Audace per il progetto stesso, che è già partito e domani avrà un ulteriore incontro importante. Domani il terzo conclusivo incontro con la presenza dei rappresentanti della Questura di Trieste, delle psicologhe Matilde Tenente e Clara Miani e dei coach della difesa personale della palestra Audace. L'obiettivo di questo progetto nasce dalla richiesta dei ragazzi di parlare, di affrontare le tematiche della violenza, della criminalità giovanile, del bullismo, in un'ottica di prevenzione. Si è cercato di mettere assieme queste figure per creare una finestra di dialogo tra ragazzi, genitori, coach, psicologhe e rappresentanti delle forze dell'ordine per insegnare ai ragazzi che c'è la possibilità di ricevere un supporto, di ricevere un aiuto in questi casi, e perché crediamo fortemente che parlare di questi argomenti sia la chiave fondamentale per iniziare ad affrontarli e a risolverli. Quindi martedì 19 di maggio, orario e posto? Palestra Audace, gli incontri sono completamente gratuiti, 17:45 fino alle 19, domani saranno presenti tutti i rappresentanti di questo progetto e c'è la possibilità anche soltanto di assistere alla lezione, non ci si sente assolutamente obbligati a partecipare, a prendere parte. Allora, ora ci colleghiamo con la sala operativa della Polizia Locale. È stata una mattinata difficile, l'avete già sentito nel servizio. Abbiamo al telefono il vice ispettore Lorenzo Catanzaro. Buongiorno. Sì, buongiorno dottoressa, a lei e a tutte le persone che sono in ascolto. Sì, confermo, è stata una mattinata particolarmente impegnativa, al di là dei soliti interventi di routine, comunque con molte ordinanze, lavori e altre soste irregolari su cui siamo dovuti intervenire, ma diciamo che la mattinata è iniziata verso le 8 con, penso ne abbiate parlato anche nei vostri servizi, con l'incendio che ha interessato un palazzo tra Viale D'Annunzio e Piazza Foraggi, quindi c'erano molti svariati veicoli dei vigili del fuoco per l'intervento e siamo intervenuti anche noi in assistenza per la viabilità e quant'altro, un intervento che peraltro si è protratto fino a tarda mattinata con un po' di pregiudizio anche alla circolazione stradale. Naturalmente non possiamo non parlare del corteo che è iniziato più o meno alle 10, comunque ha coinvolto come strade da via San Giusto a scendere fino alla galleria Sandrinelli, poi Goldoni, Carducci, Ghega, Roma, Corsa Italia, poi le rive e poi in Mole Audace. Abbiamo avuto un cospicuo numero di personale impegnato sia con auto che con moto per garantire sia la sicurezza dei manifestanti e gestire le varie chiusure e la viabilità. Oltre a questo siamo comunque intervenuti su 2 sinistri stradali nella mattinata, uno in Viale D'Annunzio con un lieve ferito fra 2 autoveicoli e sempre fra 2 autoveicoli in via Cabotto. Abbiamo ora notizia abbastanza fresca, c'è stato un incidente con ferito, da quello che ho capito un investimento, e più o meno all'altezza della caserma dei Carabinieri a Basovizza sulla 14. Non abbiamo ancora informazioni, abbiamo appena inviato la nostra pattuglia per l'intervento del rilievo. Nella mattinata possiamo dire ancora un paio di cose. In Viale Miramare 48 per un guasto alla rete elettrica è intervenuta la ditta ERA per predisporre uno scavo urgente che comunque al momento si traduce in un restringimento di carreggiata che potrebbe protrarsi per alcuni giorni dalle informazioni che abbiamo ricevuto. Alle 11:15 in sala del Consiglio si è svolta la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria alla Capitaneria di Porto e Guardia Costiera di Trieste, a cui abbiamo anche partecipato noi in alta uniforme. E a corredo di tutto quanto ricordo solo le altre situazioni viabilistiche che sono in atto. Allora, al momento la galleria Carso direzione Trieste è aperta, richiuderà tuttavia domani mattina, presumibilmente verso le 5 dovrebbero predisporre il cantiere, sarà chiusa salvo altre proroghe, fino al 28 del 5. E ricordiamo il ponte di Campanelle che al momento è sempre chiuso. Al momento non avrei altre informazioni e notizie, le ripasserei la linea. Va bene, grazie. Allora buona giornata e buon lavoro sia a lei che ai suoi colleghi. Grazie altrettanto a voi, salve, buongiorno.
Noi parliamo ancora di circolazione stradale, ma in realtà per una manifestazione di tenore sportivo. Ai nastri di partenza è la 10ª edizione della Mittel European Race. Tra il 21 e il 23 maggio toccherà tante località della nostra regione, come sempre, ma quest'anno comprese anche quelle colpite dal terremoto di 50 anni fa. Vediamo. Sa combinare l'amore per lo sport e i motori con la promozione del territorio. Dal 21 al 23 maggio torna la Mittel European Race, che raggiunge quest'anno il traguardo della 10ª edizione. La manifestazione si sviluppa tra Friuli Venezia Giulia e Slovenia lungo un itinerario che attraversa il Collio, la pianura e le colline friulane, toccando quest'anno anche le località colpite dal terremoto del 76. E abbiamo voluto sottolinearlo proprio durante il nostro percorso, tutte le zone terremotate, per far vedere ai partecipanti quanto bravi sono stati i friulani alla ricostruzione dopo quel disastroso terremoto del 1976. Passeremo al forte di Osopo e poi anche durante la cittadina di Venzone, che sarà uno dei punti focali proprio del nostro percorso. Accanto alla parte agonistica, la Mid Race Tour Cup porterà una selezione di moderne sportive e supercar. Trieste sarà ancora una volta il fulcro dell'intera manifestazione. Piazza Unità d'Italia ospiterà i momenti principali della gara e il concorso di eleganza e sportività Città di Trieste. C'è anche il concorso fotografico. È stata una bella idea l'anno scorso, le adesioni sono state, per cui speriamo che anche quest'anno ce ne siano ancora di più e quindi che tutti i fotografi, anche amatori, ci seguano durante questi 3 giorni. Sempre in Piazza Unità d'Italia si svolgeranno inoltre le attività di Trieste for Safety Friuli Venezia Giulia sul fronte della sicurezza stradale. Eravamo in Barcolana a fare un test con le ACI del Friuli Venezia Giulia, torniamo in Piazza Unità alla Mittel European Race, parleremo del progetto For Safety FVG, progetto sostenuto dalla Regione che finanzia le ACI del Friuli Venezia Giulia, e con l'AC di Trieste ci saremo in piazza e nei 3-4 giorni. Quindi ci saranno anche degli stand della Polizia Locale, di ACI e della Polizia Stradale che promuoveranno il tema della sicurezza stradale. Questa sera torna al Caffè dello Sport, seguiremo in diretta le ultime fasi e il post partita della gara 2 di quarti di finale play-off tra Germani Brescia e Pallacanestro Trieste con Nello Laezza, grande ex della Pallacanestro Trieste, Roberto De Grassi, giornalista, e Alessandro Asta di City Sport. Poi alle 22:15 ci sarà un approfondimento insieme a Paolo Zizza, allenatore della Pallanuoto Trieste femminile. Ci fermiamo per un po' di pubblicità. Trieste ha accolto ieri la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, ormeggiata alla stazione marittima dopo aver subito un fermo forzato di oltre 2 mesi nello stretto di Hormuz. Vediamo. È ormeggiata dalla prima mattinata alla stazione marittima la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, al termine di un viaggio segnato da difficoltà straordinarie che hanno messo alla prova la professionalità degli operatori di bordo. La nave è arrivata a Trieste senza passeggeri, con il solo equipaggio a bordo, dopo aver subito un fermo forzato di quasi 2 mesi nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più pericolosi al mondo. Approfittando della finestra temporale di poche ore in cui il passaggio era stato ufficialmente dichiarato libero, il comandante Panagiotis Varozzos ha condotto con successo Mein Schiff 4 oltre il corridoio. Il presidente dell'autorità portuale di Trieste Terminal Passeggeri, Marco Consalvo, ha rivolto oggi un sincero benvenuto alla nave, al suo comandante e all'intero equipaggio. A bordo della nave si è svolto un breve momento istituzionale tra il comandante e le autorità locali. Nave che è una delle 4 navi che è rimasta ferma per via della chiusura dello stretto di Hormuz. Inizia oggi di nuovo lei la stagione a Trieste, quindi è arrivata vuota. Gli abbiamo fatto degli striscioni di benvenuto in lingua tedesca perché la compagnia è compagnia tedesca, e abbiamo appena terminato la plaque ceremony, quindi uno scambio di crest con le autorità e il comandante della nave.
Dopo aver imbarcato 1.600 passeggeri, la nave è pronta a salpare per la crociera programmata. Scalerà a Trieste ogni domenica, arrivo in banchina per le 4:30 di mattina e partenza alle 22. Per noi insomma è una delle compagnie che fa più scali e che movimenta più passeggeri a Trieste, ma chiaramente anche per tutto l'aspetto legato ai crew, alla sicurezza dei membri dell'equipaggio, insomma dei passeggeri. Questa è la prima cosa, poi che siamo contenti insomma che è riuscita ad arrivare a Trieste in tempo. Alla stazione marittima è ormeggiata anche la Seven Seas Grandeur della compagnia Regent Seven Seas Cruises, nave con oltre 700 passeggeri in sbarco e altrettanti in imbarco. Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega, succede al segretario uscente, il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Rabaccio ha ottenuto la carica con 42 voti contro i 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Vediamo. Ringrazio innanzitutto tutti i militanti che hanno partecipato. Devo dire che la partecipazione è stata davvero lusinghiera. È stata la vice del segretario uscente Paolo Polidori. Ieri sera Pamela Rabaccio è stata eletta nuova segretaria provinciale della Lega con 42 voti sui 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Il risultato delle votazioni è stato annunciato durante il congresso provinciale del Carroccio. Apprezzando la presenza e il sostegno al congresso dei vertici locali e regionali del partito e anche di molti esponenti della coalizione di centrodestra, la nuova segretaria sintetizza così i punti del suo futuro impegno. Ritengo che il ruolo del segretario ha due missioni. Uno, l'indicazione politica, che chiaramente va condivisa con gli eletti e con il direttivo, ma soprattutto deve essere anche garante del movimento e gestire proprio l'organizzazione del movimento stesso, coordinando tutti quanti i militanti. Quindi l'importanza del gruppo è sicuramente la peculiarità del nostro movimento. Basilare sono anche i giovani e mi piace sottolineare che il gruppo dei giovani della Lega è quello più presente sul territorio triestino, per cui li ringrazio, anzi li incito a continuare in questo senso. Ci avviciniamo ormai all'appuntamento importante del prossimo anno qui a Trieste, in particolare per quanto riguarda le elezioni. Come vi preparate a questo importante appuntamento? Sicuramente il momento è molto delicato. Quello che noi vorremmo è che la Lega torni ad essere proprio il perno del centrodestra, quindi dare delle forti indicazioni come abbiamo fatto in passato. C'è molto da lavorare, ma confido nell'aiuto, nell'alzare l'asticella, come ho detto ieri, da parte di tutti quanti. Siamo allo sport, la pallacanestro Trieste sbanca il Parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando il fattore campo, risultato finale 90-92. La vittoria più importante dell'anno nel momento più importante dell'anno. La pallacanestro Trieste sbanca il Parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando così il fattore campo. Merito di una prova offensiva irreale nei primi due quarti e della capacità di soffrire in difesa nel finale, dopo che Della Valle e soci erano riusciti a ribaltare l'inerzia del match nel terzo quarto. 5 uomini in doppia cifra, senza il cannoniere Ramsey, fermo a 9, guidati da Brown 22 punti, Utov 16, decisivo al tiro nel momento di maggiore sofferenza nella ripresa, e Ross 18 nella veste di go-to-guy nel finale con 7 punti nell'ultimo quarto, uno più decisivo dell'altro. Sono loro, assieme a mister utilità Bannan e un toscano Anderson in formato totale, ad aver brillato nei primi 20 minuti di gioco. Uno start di qualità in cui alle trovate di Della Valle, 19 sui 26 finali già nella prima metà gara, i biancorossi hanno risposto con quel talento diffuso sulla bocca di tutti da inizio stagione, che per la prima volta, dopo aver collezionato 3 vittorie in regular season in trasferta, ha sfruttato un successo corsaro in casa di una big. Sono i numeri a parlare: 50-59 sul tabellone durante la pausa lunga, con la squadra di Taccetti bravissima a preparare la partita, a tirare con il 76% da 2, 50 da 3, con un perentorio 9 su 9 ai liberi. A
rientro in campo, consueta sofferenza per Trieste che si conferma peggior squadra dei terzi quarti della Lega, mentre Brescia si riappropria del ritmo con un parziale di 7-0 marcato Ndur-Bilan e poi un'accelerata di Della Valle per il +6 casalingo. Nel momento del bisogno, con la Leonessa a vincere il parziale di quarto per 24-13 e Jutov ad evitare che la reazione dei biancoblù si tramuti in un'imbarcata per gli ospiti. L'ultima frazione scatta sul 75-72 con una volata punto a punto da incorniciare e ancora Jutov a riaprire le danze con un canestro dalla media e una tripla in risposta a Rivers e Ndur, ma è la difesa a fare la differenza, costringendo Ivanovic e soci a ripetute palle perse e 4 minuti senza un canestro dal campo. Poi Ross rispolvera la sua versione da finisher inanellando una penetrazione da applausi contro Bilan, uno step back e 2 liberi. Insieme a mister intelligenza Brown, l'attacco triestino replica colpo su colpo al fosforo di Della Valle e Bilan. Quindi il momento decisivo sul 90 pari, l'assist al bacio di Jutov sul taglio dello stesso Ross, il vantaggio minimo e la buona difesa sulla penetrazione di Della Valle, il primo urrà di una serie ancora molto lunga in cui però Trieste ha dimostrato di avere le armi per sorprendere la seconda forza del campionato. È tutto per questa edizione, ci rivediamo alle 19:30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio.